al mercato a Beirut. Allora, eccoci rientrati in studio. Allora adesso vorrei proporvi le parole del Presidente del Veneto, Luca Zaia, che è intervenuto poco dopo i fatti di Parigi. Dice: questa è una guerra non convenzionale, è un qualcosa di non convenzionale, bisogna adeguarsi, e quindi lo ascoltiamo, sentiamo. Partiamo da un presupposto, che qui siamo, ma non per giustificare i francesi o gli italiani o qualcun altro, dico che qui dobbiamo prendere atto che siamo davanti a una guerra non convenzionale, e dove abbiamo dei terroristi che sono disposti a mettere in discussione la loro vita, diventando dei kamikaze. Quindi l'intelligence ha l'impressione che dovrà investire ancora di più su un'intelligence non convenzionale secondo canali non convenzionali. Resta il fatto che il controllo del viso e quello da fare sulle persone deve essere un controllo molto più incisivo. Chi va dalla partita può tornare dopo 10 anni in Italia. Allora, se tu sei un terrorista islamico o comunque amoreggi con il terrorismo islamico, te ne stai a casa tua e sparisci dall'Italia. Noi non vogliamo avere a che fare. Noi dobbiamo preoccuparci fondamentalmente, principalmente ed essenzialmente della sicurezza dei nostri cittadini. Io non voglio generalizzare, estremizzare concetti, ma dico semplicemente che in questo momento dobbiamo avere la garanzia ovviamente della legalità e soprattutto del fatto che chi incontriamo sia una persona per bene. Le regioni italiane, c'è l'Italia, penso che non possiamo escludere nulla. Del resto questi terroristi hanno dimostrato con i fatti di ieri che non solo uno stadio per una partita importante seppur amichevole, ma anche cittadini all'esterno dei ristoranti, ragazzi all'interno di un teatro dove si faceva musica per giovani, non ci sono più obiettivi sensibili. Tutto può essere un obiettivo per questi personaggi. Al solito non enfatizzare il fatto ma Zaia chiede all'esercito in strada. La verità è che noi cittadini vogliamo sicurezza. Per avere sicurezza bisogna controllare chi è nei nostri territori. Quindi italiani, veneti, tutti coloro che girano per i nostri territori, immigrati, non immigrati, devono assoggettarsi a nuove regole, che sono quelle di avere la certezza della qualità delle persone che vi girano. E poi quando c'è un dubbio, soprattutto su un immigrato, deve essere accompagnato a casa. Leggo delle espulsioni che sono state fatte quest'anno, 454 espulsioni, e leggo che c'è una norma in Italia che dice che questi signori possono entrare solo dopo 12 anni, ma sono un delinquente, se ne deve stare a casa sua all'infinito, non deve più tornare in Italia. Questo deve essere poco ma sicuro. Si modifichino le leggi, si convochi il Parlamento e si inaspriscano le leggi, perché noi non siamo in grado di agire, questa è la verità. Filippi, non siamo in grado di agire. La situazione allora, è così... registro una contraddizione. Queste sono le parole che ha detto il giorno dopo gli attentati. Può anche essere che abbia, insomma, un qualche disordine nel pensiero, può anche essere giustificato, però si contraddice, perché prima dice correttamente e condivisibilmente che bisogna potenziare l'intelligence, che è secondo me la cosa sulla quale bisogna investire. Usiamo queste parole francesi, ma voglio dire, l'indagine, bisogna tornare all'investigatore che si consuma le scarpe per strada, perché questo è stato il modo attraverso il quale si è sconfitto il terrorismo. Io ho avuto la fortuna, il piacere di organizzare la presentazione di un libro di Armando Spataro, dove spiegava le indagini che sono state fatte a Milano nel periodo in cui hanno scoperto dove c'era la prigione in cui era stato tenuto al tempo, non mi ricordo se era Aldo Moro o qualcosa. A Roma. A Roma, sì, no, a Milano, sì. Mi sbaglio. Allora, bisogna tornare a quello. Però poi non puoi dire che questi colpiscono a casaccio e poi metti in strada l'esercito, perché è l'esatta riproposizione del paradigma dell'allarmismo fine a se stesso. Io vorrei chiedere, l'esercito in Italia costa, lo scherzo di l'impiego dell'esercito nell'operazione Strade Sicure costa 82 milioni di euro l'anno, d'accordo? Ma io vorrei andare a vedere in termini concreti che tipo di produttività, ragioniamo con criteri commerciali, che tipo di produttività ha dato questo tipo di intervento. Solo in casi assolutamente fortuiti hanno avuto un ruolo concreto nella minima repressione dell'attività criminale. Come potevamo spenderli quegli 82 milioni invece? Magari esiste già una normativa in Italia che consente delle intercettazioni preventive, che non hanno bisogno dell'autorizzazione del magistrato, che non possono essere utilizzate a fini giudiziari ma che possono essere utilizzate a fini investigativi. Però bisogna insistere
per consentire che ci sia la strumentazione per fare questo. Qual è stata la risposta del governo di fronte a Charlie Hebdo? La formazione di squadre di 10 persone in alcune questure, tra cui 3 del Veneto, Venezia, Padova e Verona, con le cosiddette unità operative di pronto intervento. Però è il Ministero stesso che dice le dovete impiegare dalle 8 della mattina alle 8 di sera. Tradotto, siccome noi abbiamo bisogno di buttare fumo negli occhi all'opinione pubblica, facciamolo nelle fasce orarie in cui sono visibili dalle telecamere e dalla popolazione. Perché mi verrebbe da dire ironicamente abbiamo fatto un contratto con Daesh o l'ISIS, che dir si voglia, che casomai loro dopo le 8 di sera non fanno attentati in Italia. Ecco, cioè io è di fronte a queste logiche che perdo veramente la serenità e in qualche maniera la speranza rispetto al fatto che la politica nel nostro paese sappia precedere in qualche maniera quella che è il divenire del disordine sociale, e invece non sia caratterizzata dal disordine nella progettazione. Un altro piccolo particolare che il governatore non tiene presente, ma i cittadini italiani chi sono? Perché quando uno ha la cittadinanza italiana dopo 10 anni di permanenza in Italia, e sono sempre di più quelli che l'hanno, sono cittadini italiani o non lo sono? E se sono cittadini italiani, dove li mandi? Io di fronte a certe modalità di porsi credo ci sia una mancanza, proprio una mancanza totale. E l'altra cosa, ma di quale mondo parliamo? Uno costruito per il Veneto, per conto nostro, perché così siamo sicuri e teniamo gli altri fuori come vogliamo noi altri? Il mondo è uno solo ormai, non vogliamo capirla, è uno solo. 19 etnie colpite a Parigi, 19. Ma di che mondo parliamo? Beh, anche oggi in Mali varie nazionalità delle vittime. Scholz, volevi intervenire? No, io volevo intervenire solo su 3 punti che credo che sia importante, perché noi abbiamo parlato dei ragazzi, quelli che si sono fatti scoppiare, quelli che hanno ucciso a Parigi. Cioè noi quando parliamo della seconda, terza generazione diamo per scontato che siano inseriti e sono integrati. Loro vivono un conflitto perenne tra una cultura d'origine che è dei genitori o dei nonni e quello del paese dove sono nati, addirittura non sono arrivati, sono nati. Perché bisogna pensare che queste persone che arrivano, la maggior parte di immigrazione, è alla ricerca del lavoro, e che non è che abbiano una cultura alle spalle per poter far crescere il proprio figlio e anzi aiutarlo per integrare nel paese dove sono ospitati. Perciò questi ragazzi non sono né carne né pesce. E questo è molto importante per paesi ospitanti, perché bisogna pensare, perché non dobbiamo dare per scontato, questa è la terza e la seconda generazione, perciò cosa le ha spinto di fare questo lavoro qua? Certo che non è una giustificazione questo, ma il fatto bisogna stare attenti anche a queste tematiche. Seconda cosa, la sicurezza. Cioè io vi faccio un esempio del mio paese, che è una regione minuscola, quello del Kurdistan dell'Iraq. Dopo la caduta di Saddam, dal 2003 sono successi 10 attentati, solo 10 attentati, che siamo circondati dai paesi nemici, perché l'Iran è coinvolto nel problema del popolo curdo, sono 8 milioni di curdi che vivono in Iran, la Turchia sono 25 milioni di curdi, la Siria di Assad, prima di questa, c'è la popolazione curda, e c'è quella parte dell'Iraq che dopo Saddam si è liberata. Perché questo? Cioè non è che i curdi abbiano la bacchetta magica, il fatto di togliere, che tutti i momenti, perché c'è una complicità tra la cittadinanza e gli organi di sicurezza, che al posto di fare la paura alla cittadinanza hanno cercato di far capire: noi siamo in pericolo, perciò ognuno di voi, se un kamikaze un domani si fa scoppiare, si prende tutti in pratica. Perciò se tu vai in un ristorante, sali su un taxi, qualsiasi posto, la persona è molto vigile di chi sei, perché basterebbe pensare, sono 2 milioni di rifugiati in questo momento nella città di Erbil, che è la capitale del Kurdistan. 2 milioni di persone, la maggior parte fra l'altro sono quasi un quarto sono cristiani che sono arrivati dal centro, dal sud e dalla Siria, che è l'unico posto che hanno trovato in tutto il Medio Oriente, è il Kurdistan, che lì possono fare, cioè professare il proprio credo. E credo che anche questo è molto importante, perché
in questo momento, adesso il terzo punto, quello dell'unione, perché facendo questa paura, cioè io credo che anche nelle parole di Hollande, quando ha chiesto aiuto ai paesi, altri paesi europei, cioè qui si capisce subito che quell'unione c'è solo sulla carta, perché se una unione viene considerata come fosse una famiglia, io all'interno della famiglia non chiedo aiuto. Quando i membri della famiglia mi vedono in difficoltà intervengono, ma purtroppo lo sa anche i terroristi dell'ISIS che c'è una divergenza tra paesi dell'Unione Europea è gigantesca, perché poi abbiamo visto anche sul fatto dei profughi e poi particolarmente in questo momento questo allarmismo, badate, veramente stanno fregando la mano. E non solo, poi anche la parola, il terrorista islamico, per loro è una gioia immensa, perché loro incitano il fatto che, guardate l'Occidente come vi chiama, noi che cerchiamo a bloccare le crociate moderne dell'Occidente contro l'Islam. Secondo me bisogna misurare veramente le parole, perché è molto importante in questo momento, perché poi questi, se veramente si fosse voluto o avessero voluto a risolvere questo problema, l'avrebbero fatto, perché sono 30.000 in Iraq, 50.000 in Siria, in tutto sono 80.000 persone, e che io credo se avessero voluto l'avrebbero fatto, ma come il fatto perché proprio nella G20 Presidente Obama ha firmato con il re dell'Arabia Saudita il 27 bombe intelligenti per il valore di 12 miliardi, e questi vanno sulla testa degli yemeniti, e che queste sono delle cose, penso che sia abbastanza chiaro. Certo, certo. Matteo Scialpi, allora l'esercito per strada, tu saresti d'accordo su una militarizzazione? Quanto saresti disposto tu? Io credo che siano solamente delle fumo negli occhi per far vedere che si fa qualcosa, cioè non, come diceva prima Fogato da Parigi, la percezione che ci danno è una città sotto assedio, deserta, e invece ci racconta di una città che vive normalmente, che va nelle zone dove sono stati gli attentati a fotografare, per cui non è certamente con l'esercito per la strada che hai il controllo ce l'hai nell'educare, nel far capire che non c'è una guerra di religione in atto, c'è una guerra. Cosa vai francese a vendicare l'attentato alla pizzeria andando a bombardare un paese con una guerra convenzionale? Bombardi chi? Questo sono delle giustificazioni che non che sono fumo negli occhi, fa vedere che stiamo facendo qualcosa. Come dire, per il giubileo ci saranno 1.000 persone, 1.000 soldati armati fino ai denti davanti alla basilica. E poi magari vanno a fare assalto al self-service che c'è in periferia a Roma. Fumo negli occhi. Per cui quanto si possa alzare il livello di guardia comunque ma si resta vulnerabili. Certo, è solamente per dare la sensazione che si fa qualcosa. E questo però sottolinea che non solo in Italia, ma a livello europeo non c'è unione, non c'è dialogo, Le posizioni anche su questo sono piuttosto divergenti. No, certo. Credo che l'unica cosa che stia facendo la Mogherini in questo momento qua è quella di spingere a un tavolo di trattativa sia l'Iran che la Russia. La fa da 2 anni a sta parte, nessuno le ha mai dato credito, e recentemente, credo che a Vienna, nelle riunioni che sono state recentemente, se ne è parlato, e finalmente i partner europei stanno cominciando a capire che forse se ci si siede intorno a un tavolo con degli interlocutori validi si può affrontare il problema, altrimenti fumo negli occhi. Certo, prima di dare la voce ai telespettatori, ne abbiamo un pochi in attesa, quella mattina sulla strada di Tobruk, Salviato, cos'è successo? Quella mattina io stavo... C'è un libro che è scritto a 4 mani con Francesco Cassandro, l'abbiamo fatto, ed è edito da You Can Print, quindi quella mattina lì io stavo andando in cantiere, come tutte le mattine, era sabato perché il venerdì c'era la festa, e quindi... Da quanto tempo è che eri in Libia? 13 mesi. 13-14 mesi che ero lì. Ero appena rientrato dal mio turno di riposo anche, quindi... Avevate un servizio di sicurezza oppure viaggiavate? Noi avevamo le guardie al campo,
E poi di scorta esterna non ne avevamo, anche se era stata richiesta, ma non c'era. Comunque a noi era stato detto che eravamo protetti dalle famiglie locali e quindi bene o male si pensava di essere protetti. Comunque io quel mattino stavo andando in uno dei 4 cantieri che avevo a Tobruk, perché avevo 4 cantieri aperti da seguire, e sono arrivato in una strada laterale dove sono andato a controllare se avevano finito il lavoro il venerdì, se avevano lasciato pulito e tutto quanto, no? E lì mi ha superato un'auto, un pick-up, ma non ci ho fatto neanche caso perché comunque là ti passano sopra, chi è stato nei paesi arabi sa come guidano, quindi non te li fai caso. Mi ha sorpassato, si è bloccata davanti, sono scesi con il Kalashnikov in mano tirando giù il passamontagna. Io distinto ho messo la retromarcia e ho detto esco fuori perché avevo trovato 2 dei miei escavatoristi appena dopo l'angolo dell'isolato. Ho detto esco fuori lì, mi butto sotto uno degli escavatori, loro hanno il Kalashnikov dentro all'escavatore, qualcosa succede, no? E invece mi ha bloccato un'altra auto da dietro, sono scesi altri 4, mi ha fatto scendere la macchina, hanno tentato di mettermi le manette ma si sono un attimo impacciati e ho preso, sono scappato, ho fatto per scappare, invece mi è arrivato da dietro col Kalashnikov qui, sono andato in ginocchio, un calcio in bocca e mi hanno caricato in macchina e poi mi hanno portato fuori. 8 mesi. 243 giorni, 8 mesi e 3 giorni, sì. Il 15 novembre 2014 sono stato liberato e nel 2015 ho fatto un anno di vita. No? un anno di vita. Appunto, tu dicevi è il mio primo anno di vita, no? Cioè una vita nuova. Sì, è una vita nuova, cambia. Cos'è cambiato? Guarda, io mi sono trovato davanti alla morte, ci ho vissuto con la morte e con la paura, no? Ho vissuto con la paura a sinistra e la morte a destra. Ogni momento poteva essere quello buono perché mi ammazzassero. Poi la paura mi è passata, io non so, l'ho fatto piano piano con il tempo, con la fede, è cambiato il mio rapporto con Dio e la paura è diventata una specie di coraggio, non quello che pensiamo noi, di quello che fa la pazzia, che aggredisce, è stato il coraggio di resistere, ho tenuto duro. Sono arrivato al punto che non avevo più paura di morire. Avevo paura un po' di come mi avrebbero ammazzato se avessero dovuto ammazzarmi, preferivo che mi sparassero un colpo in testa che mi tagliassero la gola perché... Ed era cambiato il rapporto completo. Quando sono tornato io ho rigirato la mia scala di valori, no? Principalmente era penso che per tutti sia il lavoro, la carriera, guadagnare qualcosa di più per far star meglio la propria famiglia, quindi non guardare neanche se vai troppo lontano, e si è un po' rovesciata tutta. Adesso c'è prima la famiglia, logicamente c'è il lavoro perché è in parte integrante della vita di una persona, però se devo fare le scelte adesso preferisco magari stare un po' più vicino, guadagnare qualcosa di meno, stare vicino alla mia famiglia. Lavoro che non c'è più adesso, per sei ora disoccupato. No. Per ora l'azienda, come sono tornato dopo un paio di mesi mi ha licenziato, non solo me ma tutti i colleghi, ci siamo trovati tutti per strada. Certo, certo. Senza allora, neanche un grazie. Grazie, intanto dopo magari affrontiamo qualche altro tema prima di chiudere la trasmissione. Abbiamo il signor Gianluca in linea, credo. Sì, Pronto? È il signor Gianluca, ho detto giusto? Sì, ha detto perfetto. Da dove chiama? Da dove chiama? Guardi, chiamo da Padova in questo momento, però intanto volevo salutare tutti voi e farvi i complimenti per la trasmissione e salutare il Don. Io quello che posso dire nel mio piccolo che purtroppo condanno quello che è successo in Francia perché è veramente increscioso e il problema maggiore sarà come possiamo affrontare realmente questa situazione, cioè questa immigrazione forzata di cristiani che scappano anche dalla Siria verso il nostro paese, marciando diciamo per strada perché prima arrivavano con le barche. Però come lo possiamo affrontare? Questo io mi sto chiedendo. E quale sarà il futuro? Poi volevo dire una cosa, parliamo tanto di attentati, ma fate attenzione che a Carnevale potranno fare l'attentato più clamoroso, perché basterebbe buttare giù il ponte di Venezia e colpire San Marco. E si preoccupano di San Pietro. Non so se
Riuscite a capire quello che voglio dire? Certo. Ecco, cioè, queste per me non sono persone che combattono per la giustizia, per la democrazia, queste sono persone folli, però anche la Francia sbaglia perché adesso ha subito lo smacco, sapevano che c'erano, ritorsione, li abbiamo riattaccati un'altra volta, adesso aspettiamoci la ritorsione noi. Certo, certo, benissimo, Questo grazie. che voglio dire. Benissimo, grazie signor Gianluca. Grazie a voi. Comunque No, peccato. Allora abbiamo anche il signor Diego adesso in linea. Buonasera, da dove chiama Diego? Buonasera, chiamo da Vicenza. Prego. Io seguo sempre con molto interesse le analisi del professor Carlsen, solo che stasera mi sembra molto sbilanciata, molto filo-islamica. Parlo della posizione dell'intervento della Francia nel mondo musulmano, e ha citato come primo esempio la prima crociata, però mi sembra che questa è la posizione degli islamici, che noi siamo andati a invaderli, ma la storia è un po' diversa. I primi che ci hanno invasi e che hanno invaso proprio prima la Spagna e poi la Francia sono stati proprio gli islamici. Ricordiamoci che nel 732, quindi più di quasi 400 anni prima della prima crociata, sono stati loro che sono arrivati. Un esercito musulmano cosa faceva a Poitiers nel 732 nella famosa battaglia? Quindi loro ci hanno invasi prima. Poi per quanto riguarda l'analisi economica di del periodo della povertà dell'Europa, un po' forse analizzando bene, studiandoci il testo del Pirene, vecchio ma sempre valido, Maometto e Carlo Magno, forse ci illustra un po' diversamente. Comunque, ecco, la tesi, quella sempre che siamo noi che li abbiamo invasi per prima, non regge, sono loro i primi. Ecco, questo, mettiamo i puntini sulle i e non sempre dare ragione a loro. Grazie, Certo. buonasera. Grazie a lei, grazie signor Diego. Don Albino, sorride. No, non lascio solo. Deve rispondere a casa e adesso. Sono io che sono nei guai in questo certo. momento. Hanno iniziato Allora, non c'è loro. dubbio, ma prima c'erano i romani, allora. E prima dei cristiani c'erano i romani, cioè ci sono delle evoluzioni, delle conquiste che si consolidano nel tempo, e quindi uno che sta 700 anni in una determinata zona credo che abbia conquistato il diritto, certo, quantomeno a creare uno stato di più o meno civile, ma allora erano civili. All'epoca di Maometto i musulmani sicuramente non erano la massima espressione di civiltà, perché Maometto è l'iniziatore di un movimento politico, religioso e un movimento armato anche, peraltro, che va in questa direzione. Poi la storia, se si legge la storia di quell'epoca, era un conflitto accanto all'altro, ma comunque quando i crociati cristiani vanno a liberare il Santo Sepolcro, invitati peraltro da Bisanzio, dall'imperatore di Bisanzio, la situazione in Oriente è consolidata. La scusa di andare a liberare un Santo Sepolcro che poi venne distrutto da Salah al-Din, per cui non sappiamo nemmeno dove esattamente è questo Santo Sepolcro, e la riscoperta della croce di Cristo che il buon Pietro l'Eremita fa scavare in un punto di una certa zona, e dopo un certo numero di metri trovano questa croce e lui dice questa è la croce di... Insomma, è tutta una storia che non finisce mai ed è una storia molto strana. Rammento però che il massimo dell'espressione della crociata furono le crociate delle donne, cioè furono mandate le donne a liberare il Santo Sepolcro, perché gli uomini non ci volevano più andare, perché era una sorta di suicidio. Ma senta, Dopo le donne ci fu l'ultima crociata, che è la goccia che fa traboccare il vaso, e quella dei bambini. Cioè furono mandati armati dei giovani, dei bambini,
non giovani, perché una volta si andava in guerra anche a 18 anni, era normale, non era già adulto a quell'epoca, e questa fu l'ultima crociata. Bonifacio VIII chiuse tutta questa situazione, non ce n'era più per nessuno. Ma secondo lei quanto di questa storia pesa oggi sulla realtà che viviamo? Ma noi la viviamo, i cristiani la vivono, i musulmani no, ma i cristiani la stanno vivendo. Questo scollamento tra due civiltà che poi erano stesso origine, no, nascono tutte dal Vecchio Testamento. Quindi c'è gli islamici dicono noi abbiamo una verità in più perché il nostro profeta, considerando Cristo profeta, noi abbiamo un profeta che viene dopo e Dio concede a questo profeta qualche verità in più rispetto al precedente e tutti quelli precedenti della Bibbia. Quindi c'è quasi una sequenza, una consecutio in questa storia. Un filo conduttore. Che poi noi prendiamo Dio e in nome di Dio andiamo a ammazzare, questo non va bene né per gli islamici né per i cristiani, che ne hanno fatte abbastanza. Ricordo che l'inizio della Santa Inquisizione incomincia con la prima crociata e finì, credo, nel secolo scorso. Allora, questa situazione, poi la storia è estremamente complicata, riassumerla in 4 parole è difficile. Certo che ebbe un'influenza anche in questo senso e noi consideriamo il mondo musulmano, il mondo arabo, un mondo di serie B. E questo, vediamo sempre gli altri come se fossero dei derelitti o comunque non alla nostra altezza e questo non aiuta l'integrazione. Diciamo che se ci fosse più pensiero, diciamo, super partes e soprattutto se non ci fossero degli interessi, perché diciamo che quando succedono queste cose si scatenano dei meccanismi che vanno bene sempre ad alcuni, no? Al di là di quello che è successo a Parigi, che è una cosa terribile, incresciosa e immorale e tutto quello che vogliamo dire, comunque alla fine Pearl Harbor, le 2 torri, adesso Parigi, perché il giorno dopo Hollande ha dato ordine di attaccare e noi faremo assieme ai russi, perché allora facciamo come ha fatto Hitler, eccetera. Cioè, sono delle cose che non stanno nella testa di nessuno. Cioè, non possiamo continuare a pensare in questa maniera. Questi sono politici e abbiamo visto in vari momenti politici che approfittano di diseredati o di persone che ideologicamente sono collocate in una certa maniera per creare il caos. Certo, è la destabilizzazione che stiamo vivendo e di cui ne subiamo le conseguenze. Andiamo di nuovo in pubblicità, è l'ultima. Ok, torniamo tra poco. Qualche minuto,